Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere. Un cordiale saluto gentili amici, ben ritrovati a questo appuntamento live su friulitv.net, aggiornamenti di cronaca dal Friuli Venezia Giulia. Intervento in mattinata a Trieste per soccorrere una donna di 72 anni colta da malore mentre percorreva il sentiero del pescatore. È stato il marito a lanciare l'allarme, sul posto il soccorso alpino e i sanitari del 118. La donna è rimasta sempre cosciente. Dopo essere stata stabilizzata è stata trasferita a Catinara per gli accertamenti sanitari. Andiamo a vedere i numeri del Covid in Friuli Venezia Giulia, perché su 4.965 tamponi molecolari sono stati rilevati 85 nuovi contagi con una percentuale di positività dell'1,71%. 4.483 i test rapidi antigenici realizzati, dai quali sono stati rilevati 10 casi pari allo 0,22%. Nella giornata odierna si registra il decesso di un 85enne di Pordenone avvenuto in ospedale. Rimangono 9 le persone ricoverate in terapia intensiva, scendono a 39 i pazienti ospedalizzati in altri reparti. Per quanto riguarda il sistema sanitario regionale, sono state rilevate le positività di un infermiere del Burlo di Trieste, di un medico dell'azienda sanitaria universitaria del Friuli Centrale e di un infermiere dell'azienda sanitaria universitaria Giuliano Isontina. Infine, relativamente alle strutture residenziali per anziani, si registra il contagio di un ospite a Gorizia. Adesso cambiamo argomento, torniamo in studio e ci trasferiamo a Maniago per parlare di impresa. Assessore Bini, un tour tra i consorzi del Friuli Venezia Giulia per spiegare le innovazioni introdotte da Sviluppo Impresa. Sì, abbiamo fortemente voluto, visitare, girare e vivere i nostri consorzi e raffrontarci con le varie imprese insediate negli stessi, per far sì che il verbo venga diffuso, mi viene da dire. Insomma, Sviluppo Impresa è una legge importante, va spiegata, vanno spiegati i calendari dei prossimi bandi, le opportunità nuove che ci sono, per esempio i contratti di insediamento e soprattutto le importanti risorse economiche che la Regione metterà a loro disposizione, sia dei consorzi che degli associati. Torniamo in studio, andiamo a Monfalcone, sempre in tema Covid, avviata la seconda location per rispondere alle esigenze tamponi presso la farmacia comunale 2 che risponde a un enorme numero di richieste. Oltre alla posizione centrale presso la sede della farmacia, si è individuata l'area esterna all'accesso della casa di riposo come seconda postazione con un'infermiera che effettuerà il servizio. Per coprire l'orario di apertura, a partire dalle 6 del mattino, sabato compreso, sono coinvolte, oltre ai 3 farmacisti, 5 infermiere. Ad oggi, da giovedì 14 a sabato 29 ottobre, sono state accertate 748 prenotazioni, di cui 60 giovedì pomeriggio, 98 venerdì, 35 sabato e 111 lunedì. Indicativamente verranno eseguiti 3 tamponi ogni 5 minuti. E con questa notizia chiudiamo qui questa edizione flash del pomeriggio. Ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e un buon proseguimento di giornata a tutti. Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti.